sono uscita là, vedo che c'è uscendo adesso fuoco nella terrazza, proprio fuoco come un film. È successo tutto molto rapidamente in via Lago d'Aorta nel quartiere Laghetto a Vicenza. Sono le 23 di giovedì quando scoppia l'incendio. Le fiamme si levano rapidamente e devastano un appartamento al secondo piano di una palazzina. La proprietaria, una 81enne, si rannicchia sul terrazzino cercando di sfuggire alla furia del fuoco. A salvarla ci penseranno i vigili del fuoco. In 2 hanno montato la scala e sono saliti raggiungendo l'anziana e mentre un vigile si è messo subito a protezione della donna, l'altro l'ha bagnata, iniziando poi le operazioni di spegnimento. Nel frattempo sul posto è arrivata anche l'autoscala che ha caricato l'81enne nel cestello e portata a terra, dove è stata poi presa in cura dal personale 118 e portata in ospedale per ulteriori controlli. Impauriti i vicini di casa. Avete avuto paura? Certo, normale, ma guarda, sono tornato subito qua, hai già portato, prendete tutte le scarpe, mettete tutto coperto, andiamo fuori. Sul posto anche 2 volanti della polizia che hanno provveduto ad evacuare i residenti degli appartamenti che hanno passato la notte da parenti, ma che al momento non sanno se e quando rientreranno. Al momento, da quello che so, il comando dei vigili del fuoco ha emesso un verbale di inagibilità dell'immobile, per cui siamo in attesa che l'ufficio tecnico comunale possa prendere visione ed eventualmente dare delle direttive in tal senso. A dare l'allarme è stata la vicina del palazzo di fronte che, sentito il crepitio del fuoco, è uscita sul terrazzino, ha visto le fiamme e l'81enne che gridava aiuto. L'anziana, secondo la ricostruzione, abituée a cucinare la sera tardi, stava friggendo dei peperoni. Uno schizzo d'olio però è finito su un canovaccio, una fiammata di rimando e l'81enne, nella speranza di evitare il peggio, esce in terrazza con la padella. Le fiamme però sono alte e aggrediscono la tenda esterna, da lì poi il propagarsi.